Lago è un progetto di educazione esperienziale ambientale che ha come location la straordinaria natura incontaminata nei pressi del lago di Fiumone e dedicato ai bambini tra i 3 e i 6 anni. A idearlo una vicentina, Giulia Dal Lago. Questo progetto nasce nella mia testa e nel mio cuore una decina d'anni fa, quando è mancata la nonna paterna che mi ha regalato appunto il bosco lago. Mentre vivevo all'estero ho cominciato a pensare appunto a quali potrebbero essere stati i modi di diffondere il mio lavoro con i bambini e la natura. Quando sono tornata a vivere a Vicenza è arrivata da sola la possibilità, dopo aver letto libri, comunque fatto dei corsi, è arrivata da sola la possibilità di far parte di un gruppo di educatori con cui ho aperto un'altra scuola nel bosco. Dopo aver fatto quell'esperienza lì mi sono sentita pronta appunto per iniziare questo progetto simile a quello prima qui al Bosco Lago. L'attività principale nel bosco è il gioco libero. Il gioco libero perché il bambino abbia il tempo di far crescere la propria curiosità, di medesimarsi nei diversi ruoli che prendono giocando liberamente, e quindi di sentire appieno le proprie emozioni e di appunto venire a chiedere. Noi spingiamo il bambino appunto ad essere curioso, e quindi quando gli diamo le risposte che lui stesso ci chiede le impara immediatamente. Giriamo tantissimo qua in paese, in mezzo ai boschi, parliamo con le persone che appunto vivono qui, osserviamo insetti, osserviamo piante, osserviamo il cambio delle stagioni e tutto quello che succede nel bosco. E poi a livello motorio il contatto con la natura, comunque tutti gli ostacoli e il tipo di ambiente che trovano lo porta ad avere uno sviluppo motorio di altissimo livello. E poi i bambini del bosco sono bambini che prendono un raffreddore, ma mai un virus, perché non vengono a contatto, non stanno in spazi chiusi, quindi sono più sani. Tanto fortunati secondo me in questa scuola e al Bosco Lago, perché abbiamo il bosco, tanto bosco, abbiamo tutta la parte del lago, i campi, abbiamo le fattorie e tutte le attività che ci sono in questo posto, la segheria, c'è chi fa il pane, c'è chi alleva e salva gli uccelli, c'è chi salva i caprioli, e quindi noi siamo a contatto con tutte queste realtà che ci permettono di soddisfare qualunque curiosità. Il ruolo dell'educatore in questo tipo di pedagogia, nella pedagogia del bosco, è accompagnare il bambino nel bosco, quindi noi siamo di supporto tecnico, li aiutiamo nei momenti difficili, li salviamo nei momenti in cui stanno per farsi male, e siamo lì per soddisfare la loro curiosità e cerchiamo di fare in modo che trovino loro le soluzioni, e questo porta ad un aumento infinito dell'autostima. Quindi in realtà la migliore maestra è la natura.